Signori, bentornati in un nuovo episodio di Metro 2033 Redux Race. Signori, nell'ultimo episodio abbiamo salvato appunto un bambino, l'abbiamo portato dalla sua famiglia, abbiamo visto la disperazione, la vita nelle metro, stiamo andando sempre più avanti e ogni persona che incontriamo finisce con il prenderla nel culo, nelle gallerie. Abbiamo fatto una strage con gli imperialisti, ci hanno catturato, siamo sopravvissuti, ci hanno salvato il culo e alla fine adesso dovremmo in teoria farci scortare in superficie per poi prendere dei percorsi, insomma, e rientrare di nuovo nella metropolitana. Detto questo, io vi invito a lasciare un like importantissimissimo anche per questo episodio. Se raggiungiamo i 2 like uscirà un altro episodio. Grazie per il supporto, ragazzi. Nuovo appunto, manco l'avevo visto, raga. Io vedevo la mano che compariva e quindi ho premuto. Dove devo andare, buon uomo? Passo di qui? No, passo di lì. Chi è di voi che mi scorta? Sei tu? Oddio, un mercante. Munizioni, posso comprare delle munizioni, delle granate, dei kit, delle cose, ma siamo full di qualsiasi cosa. Vai a cagare. Tu mi servivi. Allora, la K47, raga, abbiamo visto che comunque è bella tosta. Ma posso mettere il caricatore esteso? Questo non c'era prima. Oh vabbè, quanto costa? 45 subito. Caricatore esteso sì, perché la K non me lo tolgo, raga. Quello che vorrei invece cambiare è la doppietta. La doppietta non è che mi piace tantissimo. Il problema è che comunque non è che hanno tante armi queste qui. Merda, raga, che cazzo uso al posto della doppietta? Fucile a pompa a tamburo, ecco. Ah, 38 munizioni perché giustamente lo sto scambiando. Personalizza. Bene, se volessi potenziare questa cosa potrei metterci il laser, che per un fucile a pompa non è male. Il mirino anche no. Dai, ci mettiamo il laser. Il laser glielo mettiamo. 15 munizioni per il laser. Potrei metterci... Oh, vabbè. Prolungamento canna aumenta la portata. Ma metti tutto. Perfetto. Mentre per l'arma che abbiamo noi, il devastatore, quello lì super cazzuto, possiamo metterci sempre il laser oppure un bel mirinozzo. Secondo me il mirinozzo 4x può anche starci. Grazie mille, bro. Poi vedremo. Grazie. Poi vedremo come sono le armi. Nel frattempo andiamo avanti. Sì, ma chi è che mi apre? Non vedo un cazzo, buon uomo. Mi apre la porta, per favore. Grazie mille. Arrivederci. Vabbè, guarda qui. Pezzo di arma che avevamo. Salì di nuovo nella mosca che l'Apocalisse aveva reso cupa eppure affascinante. Alla stazione Tana mi avvertirono della presenza di una nuova squadra di ranger imperialisti in superficie. Ma volevo esaudire l'ultimo desiderio del comandante morto e inviare il suo messaggio alla polis. Vero, il messaggio che avevamo trovato appunto nello scorso episodio. Allora, quindi quest'arma qui, che intanto ne approfitterei per ricaricare, cioè più che ricaricare, intendo proprio a livello di elettricità, quest'arma qui gli abbiamo messo un mirino per 4. Essendo che ha un sacco di danno, potrebbe farci comodo come, diciamo, cecchino. Mentre il caricatore esteso alla K lo rende con 46 colpi anziché i 30. E questo pompa, al posto di 2 colpi come la doppietta, ne ha ben 6. E con canna estesa e laser siamo a cavallo. Minchia, raga, ma qua c'è gente. Merda. Allora, proveremo a fare le cose furtive. Ci riusciremo? No. Ma ci proveremo. Oddio, che cos'è questi suoni di ansia? Ansia pura. Ci sono i coltelli. Fatemi mettere un coltello, non si sa mai sbaglio. Almeno tiro un coltello e non una granata che mi fa sgamare. C'è quella luce lì, raga. Io vorrei toglierla, onestamente. Per sostituire il filtro. Certo, ora qui abbiamo pure i filtri. Io salirei sopra, raga. Abbiamo non più di 15 minuti per aprire il portello stagno. Oddio. Se non ce la facciamo in tempo, ripiegate verso la base. Stavo pensando... Ah, fa culo. Che ne dici, Officer? Stare quassù mi fa venire i brividi. Buon uomo. Guarda, tra noi c'è un pensatore. Buon uomo. Con le corna. Pensato a cosa faremmo dopo aver conquistato la Tana? Ok. Useremmo la tua stupida testa per bloccare l'uscita? Basta chiacchiere. Oddio, ma guarda. Führer ci ha assegnato un compito preciso: conquistare la stazione. Che è? Non mi dire che mi hai sentito. Allarme! Tenete pronte le armi! Ma allarme cosa? Ma allarme cosa? Non mi hanno mai visto. Questo è quello che io non ho mai capito. Arrenditi, non ti faremo niente. Ma con cosa parranno? Vorrei freddarlo.
Non è morto. È morto, è morto, è morto. Calma, calma. Ok, nessuno ci ha ancora visto. Non dico che è furtivo tutto questo, ma quasi. Mi ha visto, dici? Non lo so. Finché non sparano non mi hanno visto. Ne arriva un altro. Porca merda. Porca merda. È morto? Direi di sì. Morto pure quello. Vabbè, dai, è furtivo, raga. Comunque, nessuno sta sparando. Sti cazzi, no? Ci han Va bene. Calma. Abbiamo fatto delle robe. Sì, per sostituire il filtro. Avete rotto il cazzo. Qui si può ancora salire, raga, volendo. Quanto lutto questo? No, buon uomo, grazie. In teoria ne abbiamo un altro sotto. Non so esattamente dove, ma sì. Oddio. Non era sotto, era sopra. Buon uomo. È morto? Sì. Ok, e siamo in superficie, raga. Tanta roba. Tanta roba, tanta roba. Dobbiamo andare verso di qui. Oddio. Oddio, no. Minchia brutta fine, raga. Andiamo via, andiamo via. Penso sia stato un messaggio per farci capire che dobbiamo toglierci dal cazzo. Mamma mia, raga, quanto è bella la superficie però. Come ha detto il personaggio, cupa ma affascinante, cazzo. Ed è proprio il tipo di ambientazione che piace a me, questa qui. Proprio cupo ma affascinante. Ok, siamo in una casa, siamo entrati in una casa, in un appartamento distrutto, ormai inculato da qualsiasi cosa. Andiamo avanti. Oddio. No, spegni. Ok, con calma, raga, dobbiamo farcela furtiva. Finora ce la siamo cavata. Abbiamo il visore notturno, raga, che potrebbe farci comodo. Dobbiamo stare attenti soltanto qua alle lattine. Qua ce n'è un altro, buon uomo. Ah, fa culo. E dobbiamo molto stare attenti soprattutto alle luci. Spegnere le luci eviterà appunto il nostro farci vedere. Sai qual è una delle robe che non mi piace? Che quando mi abbasso devo tenere C premuto. Si può passare da qui? Sì. Ne sto finendo tutti i filtri, sto finendo. Allora sono 2. Ne vedo 2. 3. Vabbè. Cazzo. 3 persone. Come cazzo possiamo farle? Meno che facciamo selvaggiamente selvaggi. No, sono 4. Ok. Manca l'ultimo. Non vedo un cazzo. Porco maiale. Ok. Niente, raga, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Pazienza, pazienza, pazienza. Sti cazzi. Sti cazzi, li laseriamo. Vabbè, sai che in teoria sono morti tutti, raga. Quindi solo l'ultimo. Che poi ce n'era un altro qui. Ma onestamente erano troppo attaccati, raga. E non c'è un modo, diciamo, tipo lanciare qualche oggetto per farli allontanare, che io sappia. Ah, ce n'è ancora uno. Non so come cazzo faccia ad essere non allarmato, dato che abbiamo appunto sparato dei colpi. Più che io loro che non hanno il silenziatore, insomma. Ma devo scendere di qui? Mamma mia, ma che passaggio è, raga? Mamma mia, è proprio buio questo gioco. Posso andare di qui? Buon uomo. Non se ne sono accorti? Se me ne vado così malissimo? Oddio. Oh cazzo. Ma come faccio a farli fuori tutti, raga? Quello guarda quello. È impossibile farlo furtivamente. Nessuno mi ha visto, devo cercare di farmi fuori va bene, raga, a caso. Non vedrete mai un'altra scena così perché è impossibile da rifare. Abbiamo la chiave? No, non abbiamo la chiave, merda. Cazzo. No, la torcia. Come sembra qualcuno? Non è nessuno, buon uomo. Non è nessuno. Oh, porca puttana, raga, ma sono ciechi. Oddio. Sì. Sì, sì. Aia, aia. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Furtivi, Non pensavo. Però adesso che sto capendo meglio l'intelligenza artificiale e come funziona, è tutto un po' più semplice. Non dimentichiamo che c'è una chiave, c'è una cassaforte lì, quindi se trovassimo la chiave sarebbe il top. Allora, adesso ci rimangono quelli da questo lato. Se passo da qui mi vedono, raga. Ok? Calma, 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 calma. No, non vedo niente, raga. Devo farmi queste qui. Adesso il problema, onestamente, è il come. Ho un filtro. Mettiamo il visore. Allora,
Qua è un po' un casino. Però penso che se eliminassimo lui... Ok. Penso... Raga, penso che questa sia la missione furtiva meglio riuscita che abbia mai fatto. Ci sta. E siamo riusciti a superare appunto questa zona tramite questo appartamento. Dobbiamo proseguire. Mamma mia, fare questo gioco furtivamente, raga, mette un sacco di ansia, perché comunque i nemici sono tanti. Molto spesso e volentieri sono molto vicini, attaccati tra di loro. E nel frattempo c'è Godzilla che sorvola i cieli. Quindi stiamo attenti. Ma io passerei qua sotto, raga. Questi li inculano male, raga. Se sparano sono cazzi loro. Eh sì, vengono pushati, raga. A posto. Ne approfittiamo. Ma sotto tiro cosa? Ok, li faccio fuori io. Tanto io ho l'arma silenziata. Ma mi hanno visto, raga? Sì, mi hanno visto. A me mette ansia. Non loro, ma appunto il fatto che ci sia il demone che vola. Cazzo. Ok, utilizziamo le granate. Via, via, via. Qua è un casino. Dai, lutto velocemente. Dove si passa? Da qui? Sì, penso di sì, penso di sì. Via, 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 via. Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Oddio, ma sono ferito. Buon uomo. Arrenditi e non ti faremo niente. Lo giuro. Oh. Ed ecco Ullman. Buongiorno, buon uomo, grazie, mi ha salvato il culo. E che arma aveva questo qui? Ah, era una K. Dov'è Pavel? Bene, più tardi. Ma perché ci hai messo tanto? Peggiorata. Gli imperialisti hanno letteralmente invaso la stazione. Dovrai agire da solo, purtroppo. Se riesci a disattivare il loro generatore sarà più facile aggirare le guardie. Prendi questo. Ah, che cazzo è? Ah, un nuova... Però nella galleria abbandonata che porta alla Polis. Ma io rifiuto e vado avanti. Non so se è più forte della K. Possiamo fare un tentativo, ma non penso. Certo, esteticamente, raga, è tanta roba. Poi è pure silenziata. No, però noi abbiamo il nostro AK, raga. Cioè, abbiamo speso un sacco di soldi, voglio dire. Merda. Silenzio, silenzio. Guarda come ci siamo salvati così. No, ci siamo salvati un cazzo. C'era l'ultimo. Buon uomo, gliela regalo. Ok, è esploso, esploso. Non vedo niente, non vedo niente. Vabbè, non, raga, mi hanno colto di sorpresa. Avevo la torcia accesa e mi hanno sgamato per via della luce. Incidenti di percorso. Posso spegnere il fuoco pure. Oh, vabbè. Allora, camminiamo di torcia spenta. Noi siamo i protettori del buio. Noi agiamo di notte. Vedo un cazzo. Ma io ho suonato? Cazzo suono? Ma dove cazzo vado qui? Beh, a sto punto, raga, andiamo di... Ma che cazzo ridono? Oddio, guardali, è pieno. Niente, raga, andiamo di visore notturno noi, Lì ce n'è uno. Mamma mia, non vedo un cazzo. Agiamo nel buio noi. Ma quale topi, vai a cagare. Rimarrete al buio. Mangiamo Batman. Ehi, buon uomo. Ah, un pugno do naso. Oddio, dove cazzo sono, raga? Non vedo niente. Aspetta. Fermi, fermi, fermi. Non vorrei trovarmi nemici. No, no, l'ho solo... Ma quale comunista? L'ho ucciso così per sbaglio. Poi non è manco morto, è vivo. Ma io mi sono bloccato, raga. Sono caduto qui. Come cazzo si esce? Mamma mia, che posti. Vado di qui. Mamma mia, non si vede nulla senza luce. Ogni tanto la accendo giusto per farmi un'idea e poi la spengo. Shhh, silenzio, silenzio, non è successo niente. Ma in tutto questo la direzione è giusta? Io non è che l'ho capito. Prendi la mappa. No, devo andare indietro, raga, benissimo. Però ormai già che ci sono. Vabbè. Perdonatemi, raga, mi siete oddio. A caso. Mi sono comparsi così. E il generatore, eccolo. Ok, ho staccato il generatore, raga. Quindi adesso loro sono al buio. Ok, adesso che ho staccato il generatore, dove cazzo si va, scusa?
Ah, e adesso di qua. Allora sei indeciso con la vita. Sopra di noi c'è ancora gente, raga. Io non ho ancora capito però come cazzo si risale. Aspetta, aspetta, mi sono incastrato. Madonna mia, lui. Vai via da qui. E salta, dio di un Artium. No, lo sente, comunista ciuciattonanna. Oh, e che cazzo. Minchia, non saltava, raga, i traumi. C'ho la maschera sfasciata. Certo, se mettiamo tutta questa nebbiolina, tutte queste robe, le luci, la maschera, tutti gli effetti che ha questo gioco, capito? La visibilità è sempre un po' scarsa e difficile. Merda, la torcia. Ok. Mamma mia, raga. Sudatissima. Dammi tutto, dammi tutti i colpi. Stronzo. Mamma mia, ho la maschera sfasciata. Tra l'altro posso anche toglierla sta maschera, non so manco perché la uso. Qui si va sotto, devo andare penso di qui. Mamma mia, raga, che cazzo di luoghi che ci sono in questo gioco, seguiti da una colonna sonora veramente fatta bene. Molto molto interessante. Ma qui è dove c'era... Siamo dall'altro lato, dove c'era Ullman. Forse era collegata allora la botola che c'era dall'altra parte. Ho un filtro che mi fa comodo. No, la maschera, metti la maschera. Ah, vai divisore che non vedo niente, dai. Vado di qui. Mamma mia, non vedo niente. Adesso vedo. Oh, dammi tu. Non c'è un cazzo. Non è possibile che non ci sia niente. Questa è bloccata. Noi avevamo la chiave, ma penso non è quella giusta a sto punto. Oh, una maschera nuova, godo. Sì, godo, godo. Si bruciamo le ragnatele incredibili, che qua ce ne sono tantissime. Oh, filo, stavamo per saltare in aria malissimo. Oh, guarda qui, pieno di ragni. Passiamo di qui, vediamo se troviamo questo Ullman che ci sta facendo girare come dei minchioni. Buon uomo, madonna. Oh, Sali qua su e riposati. grande, grazie Ullman. Sei un grande, bro, sei un grande. Oh, ce la stiamo facendo, raga. Penso che sia il finale del gioco arrivare lì. Questi non sono i soliti mutanti, sono diversi e di gran lunga peggiori. I tetri? E i tetri sono quelli lì che ti danno quelle allucinazioni, in teoria. Direi di sì. Ma devo andare di qui? Sì, ma dove... Ho capito. Dove cazzo devo andare? Ah, doveva... Oddio! Un fenomeno insidioso, vero? Ma sai, non è più cattivo del fuoco, tanto per fare un esempio. Dipende tutto dal tuo punto di vista. Cerca di capire meglio le cose prima di giudicare. Queste sono le parole di Khan. Qui non siamo al sicuro. Queste sono le parole di Khan, raga. Quando abbiamo visto l'anomalia. Oddio. Ehi, voi al carrello! Fermate il motore! Non vi muovete! Identificatevi! Siamo imperialisti e siamo qui per prendere la vostra stazione. Ullman, sei tu? Per tua fortuna Petrovic non è qui. Lui non ama gli scherzi. Chi c'è con te? Viene dalla frontiera nord. Lo sto scortando dalla stazione nera. Molto bene, passate. Meno male, raga. Ho detto, mamma mia, l'abbiamo presa il culo di nuovo. Ullman non è come Bourbon che ha i debiti ovunque. Buongiorno. Mamma mia, dove stracazzo stiamo andando, raga? Questa è la domanda da 27 miliardi di dollari. Mamma mia, quasi che sono organizzati, diciamo, meglio. Almeno la stazione è più grande. Mamma mia, raga. Siamo arrivati. Scendiamo. Ok, vediamo adesso che cosa si fa. Questi sono in cella. Rompere i coglioni, non posso usare le armi, madonna. È pelato, sono tutti pelati, raga. Servono munizioni. Chiedete a me. Vieni da lontano, giovanotto. Abbastanza. Dove vieni esattamente? Non posso dirtelo, io non parlo. Ecco, parla lui. Farlo parlare. Non parlo. Il ragazzo non è mai stato alla Polis. Ha passato l'inferno per arrivare qui con un messaggio di Hunter per Miller. Non stargli addosso, eh?
Va bene. Cambiati, ecco i vestiti. Puoi lasciare qui il tuo equipaggiamento. Sarà al sicuro. Lo riavrai splendido, splendente. Bene. Posati un po', Artyom. Io vado a cercare Miller. Spero che Vabbè. Vabbè, ma avete i computer. Ma lei è una gnocca. Questo che cos'è? Assemblato da parti di biciclette e tubi metallici? Questo revolver a pompa è tanto facile da costruire, efficiente, spazi chiusi. È una revolver a pompa. Minchia, raga, questa qui mi tenta, raga. Questa è tanta roba. All'inizio della terza guerra mondiale. Ah, qui viviamo una terza guerra mondiale, quindi. È che la K47 la pagherei 61 scambiando la mia. Ma non lo so, a me piace la K. Oh, Miller. Da questa parte. Miller. Buon uomo, poi ne riparliamo. L'ho raggiunto. Vediamo che cosa ci dice. Capisco. Grazie per averlo portato alla polis. Sei stato coraggioso. Convocherò una riunione di emergenza. Quando sarai convocato ci illustrerai la situazione. Tutti i membri del Consiglio sono convocati nella sala del Consiglio. Ripeto, tutti i membri del Consiglio si rechino alla sala del Consiglio. Quante volte ha detto consiglio? Scorta il ragazzo alla sala del Consiglio. Bene, si è finito. Questo era il dialogo. Vabbè, gli abbiamo raccontato queste cose. Peccato che il nostro personaggio non parli. Sarebbe stato molto più interessante a livello di dialoghi. Mamma mia, guarda qua bello. Heineken! Ho dovuto fare. Si va ah, questa è la sala del Consiglio. Buon uomo. Sono... ok. Il tempo passa. Coglioni girano. Incredibile, Artyom. Non capisco come il Consiglio abbia potuto rifiutare di prestare aiuto alla tua stazione. Mi vergogno della loro mancanza di coraggio. Ma la polis non è tutta la metropolitana. C'è ancora chi ha voglia di battersi contro i tetri. Ascolta attentamente. I Ranger hanno trovato parecchie basi missilistiche in buono stato vicino alla città. Alcune potrebbero anche essere attivate e lanciare un attacco contro i tetri. Purtroppo i missili dovrebbero essere lanciati dal centro di comando, T6, ma non sappiamo dove si trovi e se sia ancora funzionante. Ma sappiamo dove trovare questa informazione. Dove, Miller, mi dica? C'è un'immensa biblioteca in superficie. È un posto pericoloso, ma contiene un archivio militare segreto. Dobbiamo andarci. Ora ci divideremo per non attirare l'attenzione. Tu salirai da qui. Ho già predisposto tutto. Quando raggiungerai l'entrata della biblioteca mi troverai ad aspettarti, ok? Ehi, Artyom, fai attenzione. Va bene. Un'altra cosa, al nostro ritorno andremo direttamente alla base Sparta, dove troveremo i miei ranger. Grande, grazie mille. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Saliamo saliamo. La decisione del Consiglio fu uno shock per me, ma il piano di Miller mi ridiede la speranza. Ancora una volta tornai tra le macerie di Mosca per scoprire come raggiungere la D6 e sguinzagliare l'orda dei missili. Tanta roba. Che giocone. Ok, siamo qui, dobbiamo proseguire. La superficie. Bah, calmati, stiamo mettendo le maschere. Mamma mia, raga. Ancora no, abbiamo messo un piede fuori e già subito i demoni, cioè... Qua la superficie non è raccontata pericolosa e basta. La superficie, raga, è pericolosa. Non si può vivere in superficie, cioè non puoi farlo. La gente esce... Intanto ho trovato la maschera nuova e godo come un porco. La gente esce da qui ed si trova nella merda, raga. Si trova nella merda. La metropolitana, purtroppo, per quanto macabra, per quanto sporca, per quanto anche essa pericolosa, è sempre meno pericolosa di quello che si può trovare, appunto, in superficie. C'è un appunto. I Ranger chiamano la propria base Sparta, quindi Sparta è la base dei Ranger. Proseguiamo. Allora, potremmo in teoria andare di qui. Basta un pochino scendere. Siamo nella merda. Eppure, raga, ripeto, io questo gioco mi sa di averlo giocato. Ancora queste scene non mi sono proprio nuove. Seppur sarà passato... Oddio. Aia. Ma devo combatterlo?
Penso che comunque sia passato un sacco di tempo, raga, perché io veramente non... C'è da anni, ma forse non lo so, lo giocai ai tempi su Xbox, ma non lo so, raga, non ve lo so dire. Però non mi è nuovo, tante scene non mi sono nuove. Mamma mia, io ho sparato a quello, raga, ma ho ceduto. Dammi la chiave. Che cazzo fa? Che cazzo fa? Dai, sei buggatissimo con la vita tu. Passiamo di qui. Mamma mia, raga, io c'ho l'ansia. Dammi tutto. Ma posso spegnere e accendere la luce del loro casco. Guarda come sta cercando l'amico. Aspetta che abbiamo trovato pure dei colpi per questa. Dobbiamo salire di qui. Ok, è morto? È morto, è morto, è morto. Ci ha messo un po' ad accettare la morte, ma è morto. No! Vaffanculo. Stavo esplodendo malissimo. Sicuramente abbiamo attirato l'attenzione di qualcuno poco desiderato, ma l'importante è sopravvivere, raga. Non conta come, conta solo sopravvivere. Fa culo, tutti i colpi in testa. È troppo forte il nostro AK, raga, c'è poco da fare. Guardate qua con quanta strage. Ma qui si può andare, mamma mia. Oddio. Oh, che schifo sei. Che schifo sei. Lì ce n'è un altro. Da qui posso salire, ma cosa c'è qua? Aspetta, sto cambiando il filtro, buon uomo. Troppo bello il laser, raga, comunque fa un sacco comodo. Ma sono infiniti, dite, eh? Perché... non lo so, sto uccidendo parecchi. Aia. Mamma mia, raga. Bellissimo. Qua c'è un'altra scatola. Speriamo non c'è un altro filo d'inciampo, però. Cos'è? Cazzo è stato quell'urlo incredibile? Che è una granata, dei coltelli, delle frecce, ma non sto riuscendo a trovare la balestra, però. Che cazzo? Levati dal cazzo, Cicchissi, pussa via. Oh, ma questo è resistentissimo, raga. Qua c'è un piede, raga, un piede. Ok, nel frattempo stiamo proseguendo. Qua aspetta, perché qui o vado di... Oddio! Minchia se fa male. Aia, mi ha fatto pure cadere. Dove cazzo mi infilo per coprirmi? Potevo andare di qui, ma prima dall'acqua era uscita una bestia nuova, raga, non l'avevo mai vista. Quindi io non andrei in acqua, tutto qua. Mamma mia, pure guarda lì, che cazzo c'è? Vabbè, penso siano semplici rottami. È morto, è morto. Beh, in effetti, no, dubito c'era uno vivo qui a caso a prendersi il sole. Andiamo di fucili a pompa, qua ci sono delle casseforti. Vabbè, mamma mia, da vicino fa un male incredibile sta roba. Qui non possiamo entrare. Oddio, aia, mi stavo questo mi prende sempre quando metto il filtro, pazzesco. Ho preso un paio di colpi. Ma qui c'è il panico. Buon uomo. No. Oddio. Oddio. Veloce. Oddio, veloce, 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 veloce. Il panico. Mamma mia, c'ho il movimento di Warzone, raga. Oddio. Ma grazie. Ah, dovevo aspettare lui. A posto, a posto. Ora ha molto più senso. Che cazzo sei tu, buon uomo? Non ho più colpi. Merda. Veloce, 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 veloce. Formati... ah, meno male, raga, meno male, meno male. Mi stanno dando una mano. Mamma mia, terribile, raga, qui. Vai, vai, siamo tutti qui, ma qua siamo nella merda. Se no abbiamo un paio di colpi di questa. Non li vedo. Minchia, uno è qui. No, il filtro. Ora mi attaccano mentre cambio il filtro. Vedi, vedi, vedi. Ok, potrei risparmiare colpi, ragazzi. Aspettare che li freddano loro, mi sa. Sempre se li freddano. Perché a volte è one shot, a volte no. Ok. Mamma mia. Mamma mia, il panico, raga. No, ho cambiato il filtro, ho sbagliato. Aiuto. Ok. Finalmente sei qui. Bene, eravamo preoccupati. Ti ricordi cosa devi fare? Dobbiamo raggiungere gli archivi militari sotto la biblioteca principale. Possiamo arrivarci dalla sala di lettura principale. Bene, abbiamo finito di congelarci qui. Vai. Vai, 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 fate strada. Io sono senza colpi, sono nella merda. Io seguo voi. Quindi è qui che dobbiamo andare. Mamma mia.
Sembra un edificio bello grande. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Vamos, fammi entrare, che sento freddo. Andiamo, ragazzi. Ok. Dammi dei colpi. Vabbè, filtri. Ok. Andiamo insieme. Abbiamo trovato 20 proiettili, speriamo. Beh, qua le porte, raga, erano chiuse. Secondo me potrebbero esserci al massimo, non lo so, delle persone. Bene, sembra tutto tranquillo. Dici? Vabbè, tanto non entrano, siamo al sicuro qui. Marina, venite qui, presto. Bloccate con le porte. Oddio! Veloce, veloce. Mamma mia, raga, pensavo che era la classica scena dove ci muore. Ma non so nemmeno come fate a tenere un drago del genere, però vabbè. Non lo so, qual è la porta? Qual è la porta? Dove devo andare? Ma che cazzo? Oh, ma che schifo è? Vado di qui? No, è chiusa, è chiusa. Merda. Ma cos'è? Cos'è sta roba? A caso. Completamente a caso. Questa è nuova. Non so che cazzo è, ma è nuova. Ah, questi sono i pipistrelli, quelli lì strani che avevamo visto nell'episodio 1. Buon uomo. Grazie per la maschera, gentilissimo. Munizioni, mi fanno super comodo. Ah, ok, anzi non ci sono... Non ci sono mostri. Oddio, madonna, mi sono cagato. Ok, abbiamo trovato dei colpi. Vado di qui? Non posso andare di qui, dove cazzo vado, buon uomo? Non posso sfondare la porta, dai, è aperta. Non ho capito, dove cazzo vado? Tiro una granata? Guarda come mi freddo male. Ah, vaffanculo, dovevo rompere la tavola, ma 2 ore che sono qui. E quindi adesso posso passare da qui? Oh, buon uomo. Perfetto, mi apri sta porta che io sono incapace di aprire una porta, grazie. Dove credi di andare? Penseremo a te sulla strada del ritorno. È uno scherzo. Ma che cazzo stai dicendo? Ma bel lavoro un cazzo, 2 ore che non capivo cosa fare. Dammi dei colpi qui. Mamma mia, tanti colpi stiamo trovando. Non mi piace però questo fucile a pompa, raga. Vi dico la verità. Cosa c'è? C'è un drago, c'è un cazzo di drago che ce l'ha con noi, tra l'altro. Oddio. Ehi, hai rotto il cazzo. È morto. Minchia, raga. L'abbiamo freddato. Tanta roba. E abbiamo trovato un paio di colpi della K. Signori, per questo episodio però noi dobbiamo salutarci. Il tempo a nostra disposizione è finito. Io vi invito a lasciare al solito un like e noi ci vediamo nel prossimo episodio con Metro 2033 Redux. Signori, grazie di cuore. Ciao belli miei.